5, Noemi Zucchetta in 2, Angelica Zanchini in 3, Alice Dabalà in 4, Martina Fantuz in 5, in 6 Matilda Rodigari. Alla partenza invece ci sono in corsia 1 Aurora Rebellato, Plenty in Veneto, in 2 Camilla Panagliotti Idros, in corsia 3 Alice Ricci Ghiselli Padova Nuoto, in 4 Eleonora Marin Plenty in Veneto, in 5 Viola Magoga Idros, in 6 Camilla Noè Mirano, in 7 Giada Sartoretto Idros, in 8 Ilaria De Negri Idros. Sono 13:41 la Zucchetta a metà gara, con la Zanchin che si porta ora al comando, vicinissime Zanchin Dabalà Zucchetta. Tra poco partirà la serie 2 di questi 200 farfalla femminili. Ricordiamo che le premiazioni saranno tutte al termine delle gare in programma, al termine anche delle staffette. Ci saranno le premiazioni individuali, le premiazioni di staffetta, le premiazioni delle migliori prestazioni tecniche e poi le premiazioni delle prime 5 società classificate, dove andremo a scoprire la squadra che si aggiudica la 9ª edizione del trofeo Città di Rosà. Intanto Zanchin Dabalà nell'ordine, 2:34:26, 2:34:48. Attenzione Francesco Peron, se possibile alla postazione microfonica, grazie.